Buongiorno Italia. Buongiorno, cazzo, porca troia. Esatto, hai indovinato 2 volte. Primo siamo da Mirko, anzi 3 volte. Secondo, quello è Mirko, quella è un'idropulitrice, anzi 4 volte. E stiamo pulendo i pannelli solari, perché il Mirko dice che almeno una volta all'anno vanno puliti e sgrassati. Ma non è solo quello, dai, almeno per fortuna sono andato da questo meccanico qua che mi ha consigliato Marco, quello delle caldaie, molto onesto tra l'altro, non so che Marco anche ha il meccanico, e mi hanno sistemato il generatore, dopo ti farò vedere, parte il primo colpo. E adesso sono qua, ho detto già che ero a Padova vado a trovare Mirko e dopo, già che eravamo qua ci siamo messi a mettere le mani su Pulmin. È sempre un grande Mirko Cangramuana. No, che dopo ti rispondere se te sì, Maometto. Cantati il papà, Maometto! Oh, cosa che si aveva combinato, Mirko? No, ieri. Dani da Puglia. Ah sì, Dani da Puglia, vabbè, il gradino che alla fine era i soliti cavi che si staccano. E sai cosa è successo? La retrocamera della Simoni Racing non funziona più. Probabilmente sì, hanno smontato un po' tutto. Cioè, se riuscissi a trovare l'adattatore dall'RCA a quella specie di S-Video a 4 poli, metterei la retrocamera o quella della Simoni Racing o un'altra nel mio monitorino che ho già. Hai capito? In modo da fare un monitor per 2 retrocamere. Che ne tiene 3 quello. Cosa devo combinare adesso? Vede un po' quel fianco qua, tanto qua. E qui davanti proprio c'è luridi. Questo è soprattutto il souvenir di Caballarin. Cioè, quando vai a Caballarin ritorni anche con gli interni strapieni di polvere, perché là c'è praticamente sabbione e tutto. Sono morti proprio. Ah, come morti? Moscerini speciali. Ah, moscerini. Pare che vai via 200 all'ora? Sì, perché morti da te, sono coscienza su chi pannelli. No, ma difatti guarda, Italia vari spezzetti. Cioè guarda, non so come cacchio hanno fatto. Lavaggio pannelli fotovoltaici casa mia. Con un po' di polvere puoi perdere anche dal 20-30% di resa dei pannelli. Se non li pulisci mai vai anche al 50, fidati. È inutile che hai 400 watt di pannelli che ne fai 200 forse. Ogni tanto bisogna sbattersi i maroni e fare sta roba qua. Cos'è che sono? L'indi come mamma li ha fatti, ovvero puliti come pulito di bambino. Ah, cioè ho i pannelli che gli è un culo praticamente adesso. Sì, dicevo di guardare la resa, però non ho visto prima del lavaggio com'era, perché non so quant'erano le batterie, perché vedi, le batterie sono sempre al 100%, giustamente, anche 7,5 da una parte, ampere, e 7,5 dall'altra, sto caricando. 15 ampere, però le batterie gli piene? Non ho minima idea, perché sono arrivato a 45 ampere. Su una linea che va a 12, una linea che va a 24, sì. A 15 ampere, quindi te che da raddoppiare, ci fare 45 ampere. Ah, bisogna raddoppiare. È la linea da 24 che va. Ma butta fuori a 12 alla fine la linea da 24? È la linea da 24, se il doppio della linea da 12. Sì, ma lei è a 24, ma dopo trasforma a 12. Sì, ma il piccio là che ti dice quanti ampere che ti su caricare, ti dice a 24 secondo me. Dopo lo trasforma. Secondo me ti dici devi erogare 45 per che voltaggio? 14? Diventa 14, se devo caricare 14? Sì. Per 14, 630 watt ci devi erogare adesso. E calcola che... Le batterie piene però, lui si limita. Sì, ma no, calcola che adesso il sole non è più estivo, comincia a calare. Ma a parte quello, le batterie sono piene. Se le batterie sono piene, lui si blocca. Ma se ti metto questo da qua, te lo metto giù dalla discesa e gira non così, già gira così, hai 11, pompa 3 volte quello che pompa adesso. Sì, infatti molti in Italia usano mettere i pannelli regolabili. Sì. Diciamo che sì, io sono ovviamente pienamente favorevole, però per esperienza, almeno dopo dipende quante volte li usi, io opterei sicuramente per quelli elettrici, perché all'inizio ovviamente sali sul tetto con la scaletta, te li regoli eccetera, ma prova a fare sta roba tutti i giorni, cioè dopo alla fine non la fai più. No, hai può capito? fare con quelli regolabili manuali, avere la scaletta fissa. Ucciu che adesso mi domanda i 5 euro che il malava il vero, ucciu. A 10 buono. Ovviamente stiamo lavando solo il radiatore Italia, non faccia per paura. Il discorso di lavare il radiatore ogni volta che lavi in mezzo è buono, perché se tu lavi via tutto lo sporco che c'è qua, lui ti va meglio quando è caldo, ecco. Io sono abituato a farlo sempre, il tuo era nero e adesso è abbastanza pulito. Sì, senza razzismi, no. Perché dopo viene fuori la storia, Mirko. Cioè, era di colore. Ah, sì, sì, sporco. era, sì. Non nero.
No, poi sai, razziale, no. sì, come il Negroni che adesso gli ha detto che forse non io fa P. Sì, E quindi bisogna stare attenti a tu capire. Sì. Aspetta. E poi sapere anche a parole. Dico. Perché quando va a descapito delle robe il clima funziona meglio, respira meglio, cioè siccome che mi facesse correre i 200 km qua mascherina davanti, dopo che ti viene spessia perché non ti respiri bene. Questa è la bocca del cane, questo è il respiro del motore del radiatore. Se l'acqua stanca nella sua temperatura, ti rischi veramente di fare danni. Perché la turbina va a raffreddare acqua e olio, la turbina, una parte entra l'olio, una parte entra l'acqua. Se l'acqua entra troppo calda, ti rischi, si alza tutte le temperature. Ma all'Idel questa? Lidl? Ogni tanto che sono ancora in offerta ste qua. Questa fa solo acqua fredda. Sì, che non saprei dove metterla in camper. Ti metti in casa ogni tanto portare a casa. Ma sarà l'acqua ancora 4 anni fa. Ah no. Sì, qua si sta costruendo, modificando diciamo un compressore 12 volt da tenere in camper. Una cosa che più o meno volevo fare anch'io, ma non lo so, forse un giorno per le sospensioni, più che altro le sospensioni. Beh, questo Quanto peso? Adesso sono curioso. Ah, una sciocchezza. Una sciocchezza sì. Che pressione tutti? 4. 4 scarsi adesso. Questo tipo un po'. Ma no, non mi ricordo perché dovrei sgonfiarli. Ah, perché ho il camper storto. Sgonfiando va su. Sì. Gonfiando va su. Sì, no, ma non mi ricordavo perché volevo sgonfiarli. Perché il camper è storto, tu capisci? Sì, quindi per i parcheggi, diciamo. Sì, te basta uno. Sì, dopo te fa tacca e stacca. Questo l'ho usato. Sì, questo sì, va sì. bene per l'emergenza di gonfiare la gomma del camper. Questo che fa, Ah, sì? Sì. Tira Ma che modifica è che gli hai fatto te qua che cioè non capisco. dalla gomma della bicicletta. Ah, ok, perché ho capito, che ha cambiato l'attacco. Posso attaccare questa o posso attaccare per gonfiare le gomme. Stiamo guardando per la retrocamera, quella piccolina della Simoni Racing, cosa c'è che non va? Praticamente se attacchi una retrocamera, quindi solo la parte videocamera di Mirko, nel mio monitor direttamente funziona, quindi il monitor non è il problema. Adesso proviamo a collegare sempre la sua retrocamera al posto della mia retrocamera in fondo, quindi utilizzando tutta la mia parte di cavo, in modo da assicurarci che non ci sia parte di cavo danneggiata. Qualora dovesse funzionare, in quel caso niente, mi compro un'altra telecamerina e gliela sostituisco. Se non dovesse funzionare, allora c'è qualcosa ai cavi. Allora, siccome questo, come ben sai, è un vlog reality, quindi non è un canale YouTube che devo farmi tutto progettato, devo recitare eccetera, mi vedi smonato, non ho voglia di far video. Perché la botta che ho preso, diciamo, di aver perso tutti i video della Puglia è stata veramente tragica per me, perché erano proprio bei ricordi e destino vuole, insomma, erano venuti fuori di quei video fantastici, non per merito mio, lo ripeto per l'ennesima volta, ma proprio per queste ambientazioni, per i tramonti, per tutte le cose che sono successe, e i posti che abbiamo visitato, cioè proprio mi sta altamente sulle palle sta roba di aver perso i video della Puglia, e quindi adesso, ora che recupero e mi ritorna la voglia di far bene, più che bene, con allegria, no? Con enfasi, entusiasmo i video, ci vorrà ancora un bel po' di giorni, insomma. In ogni caso, la mia massima ambizione per quella retrocamera sarebbe mettere il monitorino lì, mentre prima era lì che insomma vedevi una cosa in più, quindi adesso pulisco il suo biadesivo. E invece lasciarlo collegato alla retrocamera, collegarlo alla luce di posizione, quindi la retrocamera non si attiva più attivando la retrocamera, bensì semplicemente attivando le luci di posizione, tac tac, così, te capi? No, bisogna farlo vedere. Scusa il carrello tattico, perché la tatticità del carrello di Mirko è che vedi che, avendo fatto le rotelline in questa maniera, è molto, infinitamente più basso dei normali carrelli, insomma, ecco, quindi puoi permetterti di mangiare di più, o comunque di passare tipo sotto un Ferrari, roba del genere, insomma. Ma sì. La massiccitudine di Pullman. Eccola là, guarda il centro, vedi al centro quei poponi, quelle sono le famose sospensioni ad aria, che servono per avere più stabilità quando hai carichi pesanti nel posteriore e a irrigidirti pertanto il tutto. Ovviamente però di contro ti alza il camper, quindi esatto, tipo nel caso del Pullman, dietro è bello alto e davanti è basso. Se mi alzo da colpo, porto via il portabici, tiro una scornata. Sì. Michele aveva pure che scampasse. Oh, per cui ho messo tanto, non ho fatto più. Senti, può andare verso, va? Boh, vediamo. Allora, ci giriamo il monitor. Non ti vengo addosso. Aspetta, qua. Freno a mano. Sì, funziona, Mirko.
Cazzo, è proprio la retrocamera. Adesso approfittiamo Italia, gli compro la sua e che a lui non serve, quella lì che ha in più e basta. Dopo lui se gli serve, casomai gliela ricompriamo su Amazon. No, rettifichiamo, è sempre una conseguenza della Puglia anche la retrocamera. Difatti adesso anche la mia retrocamera funziona. Praticamente della Puglia, del viaggio in Puglia, o c'è stato dell'ossido della serie che ha preso acqua, quindi adesso già smuovendo è ritornata a funzionare, quindi gli mettiamo il riattivante elettrico, oppure con le botte magari i cavi si sono un po' spostati e magari compressi ancora di più, no? Hai capito? In ogni caso è bastata semplicemente smuovere un po' i cavi, staccarli, riattaccarli e adesso funziona. Sì, fa uno spray, te lo regalo io. Praticamente questo qua dai sulle guarnizioni e li tiene morbidi, no? Adesso che va incontro l'inverno, tipo vedi che qua ne hai una che è come un crepetto, vedi? Questo si sta rompendo, perché magari non gliel'hanno mai dato. Arriva, vedi che è rotta. No, questo non fa niente alla carrozzeria se per sbaglio ti va sul colore. Lei adesso scorre, però secondo me, come ti ho spiegato, il problema è qua. E qua vedi che struscia, perché non è montato dritto, è montato leggermente a banana. Perché hanno seguito il profilo del camper che non è dritto dritto ma è leggermente ondulato. No, e quindi... secondo me è proprio la plastica qua è fatta così, non so, ma probabilmente ha una vite qua, una qua e ne ha un paio qua e magari questa quando l'hanno messa hanno un po' spento, magari hanno fatto il buco un po' piccolo. No, qua. Dov'è? Eccola, va che grande! Guarda, una mantide religiosa, guarda! Cazzo, da quant'è che non ne vedevo? Porca miseria, la seconda che vedo in vita mia. Guarda che roba, guarda come che cammina. Tu. Come non te la vedi? Vieni qua. Ah, guarda che pizzi che ha davanti, con i cossi, guarda. Con i falci, guarda. Tac. Guarda che razza de robe che fa natura, eh? Per l'Italia, hai visto? Che strano. Guarda, dove vai, non montare mia sorella pulmin, sa? Sta all'occhio. È vero, ti guarda anche. Si è fermata a guardarsi. Uccio, cosa fai? Ne fai mosse ninja, ne fa ciao, guarda che te dai, guarda che te fai così e dopo così, guarda. Urco, via, Uccio che arriva. Uccio, scappa bello, scappa. Torna sull'erba, non sta venendo qua, guarda che roba, è grande. E ogni tanto si ferma, se le caissatine, guarda. Bene, ho approfittato e ho fatto anche 2 o 3 foto faighe, molto faighe. E adesso lei credo che voglia andare nell'erba o vuole la mia macchinetta. Vuoi andare nell'erba o vuoi la mia macchinetta? Vuoi andare nell'erba? Dai, vai nell'erba qua. Ma è mezza sotto, no? No, è a gamba sinistra, no? Io la gamba. Sei che i gatti che su, Infatti vedi che barcolla. No, è la gamba qua, Sì, qua a seconda, qua a sinistra. Tutte le gambe. Sì, ma qua a sinistra è storta. Che te butti sul verde, là in mezzo, bisogna buttare. Sai cosa vuoi? Ah, ma vola anche la mantide? Sì. Dai? Sì, vuoi. Che schifo. E te cavallo. Sì, sta in il tuo e mi sta in il mio. Vabbè, ma ora che anche si accoppia col masso, mangia il masso. Sì, io so che sta a testa, però ho sempre detto agli insetti, ti sta in il tuo e mi sta in il mio. Oh ragazza, passa qua, andiamo, te portiamo in giro. Va sul verde. Dai ragazza, salta su. Eccola, via, va a fare il giro. Eccolo! Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai sigari!